Veneto bisogna intervenire presto per evitare alcune strutture che stanno provocando disagio ai cittadini. E noi l'abbiamo detto ancora qualche settimana fa ad un nostro convegno nel quale abbiamo presentato le nostre proposte per riprogettare la sanità veneta dopo questi 2 anni di pandemia e dopo alcune scelte che noi riteniamo sbagliate fatte almeno da azienda zero in poi. E abbiamo detto che bisogna riprogettare il sistema sociosanitario con una maggiore attenzione alla medicina territoriale, all'integrazione sociale e sanitaria, con una maggiore attenzione ai medici di base, con una maggiore attenzione ai numeri che riguardano i medici negli ospedali e con una riduzione delle liste d'attesa. Tutti questi problemi purtroppo sono ancora evidenti sul tappeto e negarli, come fa il governatore Zaia, non aiuta a risolvere il problema. Ed è per questo che come PD proporremo, stiamo proponendo, lo anticipo, tra poco verrà detto anche in un altro comunicato stampa, una task force per affrontare questa emergenza, perché le faccio dei numeri. In Veneto mancano almeno 1500 medici negli ospedali, mancano almeno 500 medici nei distretti e nei dipartimenti di prevenzione e mancano circa 500 medici di famiglia, tanto che ormai l'8% dei veneti deve fare a meno dei medici di famiglia.